Buonasera a tutti, oggi è venerdì 7 febbraio 2020 e con oggi sono 261 giorni che trascorrò su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Che dire, che tutta questa cosa non ha nessuna logica, nessun senso, proprio ormai è andata davvero oltre ogni limite della comprensione umana. Qui si è calpestato anche il più elementare principio etico, morale e culturale, e questo mi pare che sia un fatto abbastanza evidente. Purtroppo mi rendo conto che tutto questo accade perché ormai siamo tutti distratti, tutti stressati, tutta questa bella società che abbiamo costruito attorno a noi, no? Apparentemente così ripulita, eppure così profondamente marcia, e che ha messo tutti quanti, tutti noi, chi più, chi meno, in una condizione proprio di malessere generale, anche di paura, di sicurezza, perché più o meno siamo tutti più o meno vessati, umiliati, abbandonati a se stessi, no? E questa è la società, è la società che abbiamo costruito tutti insieme in qualche modo, no? Siamo tutti colpevoli, no, di aver costruito tutto questo, aver permesso a istituzioni politici di questo livello, però insomma accettiamo sommessamente, in modo veramente rassegnato, e questo è incomprensibile. Allora, che cos'è che possiamo fare? Io credo che tutti quanti possiamo fare qualcosa per poter cambiare le cose. Adesso io non dico che tutti debbano fare quello che sto facendo io, però penso che dovremmo fare tutti come il colibrì, no? Questa bellissima metafora che oggi vi leggerò, e che tutti secondo me dovremmo avere molto bene in mente, perché basterebbe davvero che tutti quanti portassimo la nostra piccola goccia di coscienza, di umanità, di giustizia e soprattutto di coraggio. Secondo me basterebbe veramente questa goccia per cambiare le cose. Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Di fronte all'avanzare delle fiamme, tutti gli animali scapparono terrorizzati mentre il fuoco distruggeva ogni cosa, senza pietà. Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e tanti altri animali cercarono rifugio nelle acque del grande fiume, ma ormai l'incendio stava per arrivare anche lì. Mentre tutti discutevano animatamente sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque del fiume e, dopo aver preso nel becco una goccia d'acqua, incurante del gran caldo, la lasciò cadere sopra la foresta invasa dal fumo. Il fuoco non se ne accorse neppure e proseguì la sua corsa, sospinto dal vento. Il colibrì però non si perse d'animo e continuò a tuffarsi per raccogliere ogni volta una piccola goccia d'acqua che lasciava cadere sulle fiamme. La cosa non passò inosservata e a un certo punto il leone lo chiamò e gli chiese: «Cosa stai facendo?» L'uccellino gli rispose: «Cerco di spegnere l'incendio». Il leone si mise a ridere: «Tu così piccolo pretendi di fermare le fiamme?» E assieme a tutti gli altri animali incominciò a prenderlo in giro. Ma l'uccellino, incurante delle risate e delle critiche, si gettò nuovamente nel fiume per raccogliere un'altra goccia d'acqua. A quella vista, un elefantino che fino a quel momento era rimasto a riparo tra le zampe della madre, immerse la sua proboscite nel fiume e, dopo aver aspirato quanta più acqua possibile, la spruzzò su un cespuglio che stava ormai per essere divorato dal fuoco. Anche un giovane pellicano, lasciati i suoi genitori al centro del fiume, si riempì il grande becco d'acqua e prese il volo. La lasciò cadere come una cascata su un albero minacciato dalle fiamme.
Contagiati da quegli esempi, tutti i cuccioli d'animali si prodigarono insieme per spegnere l'incendio che ormai aveva raggiunto le rive del fiume. Dimenticando i vecchi rancori e divisioni millenarie, il cucciolo del leone, dell'antilope, quello della scimmia e del leopardo, quello dell'aquila dal collo bianco e della lepre lottarono fianco a fianco per fermare la corsa del fuoco. A quella vista gli adulti smisero di deriderli e, pieni di vergogna, incominciarono a dar manforte ai loro figli. Con l'arrivo di forze fresche, ben organizzate dal Re Leone, quando le ombre della sera calarono sulla savana, l'incendio poteva dirsi domato. Sporchi e stanchi ma salvi, tutti gli animali si radunarono per festeggiare insieme la vittoria sul fuoco. Il leone chiamò il piccolo Coribi e gli disse: «Oggi abbiamo imparato che la cosa più importante non è essere grandi e forti, ma pieni di coraggio e di generosità. Oggi tu ci hai insegnato che anche una goccia d'acqua può essere importante, che insieme si può spegnere un grande incendio. D'ora in poi tu diventerai il simbolo del nostro impegno a costruire un mondo migliore, dove ci sia posto per tutti, la violenza sia bandita, la parola guerra cancellata, la morte per fame, solo un brutto ricordo.